Buongiorno a tutti, vi leggerò qualche rigo di un importantissimo scritto di Carlo Belli, l'inventore del convegno di studi sulla Magna Grecia. Venni per la prima volta nella città di Taranto nell'agosto del 1945, attraversandola di corsa, ospite su una camionetta che andava in cerca di alcol. La camionetta andava cercandolo per tutta l'Italia meridionale. Lassù ve n'era un bisogno urgente per scopi industriali. Con quella camionetta riuscì a compiere il giro completo della Magna Grecia e della Sicilia. La visione di Taranto, benché fugace, bastò per farmi innamorare della città. Vi ritornai compiendovi visite lunghe e solitarie e scrivendo su certi quaderni le impressioni che il luogo mi suscitava. Parte di quelle note vennero pubblicate e così definii meccanicamente un contatto con Diego Genarini, che a quell'epoca era l'autorevole corrispondente del quotidiano Il Tempo. A Taranto trascorrevo serate calme, passeggiando su e giù davanti al museo e cenando qualche volta in piazza, nello chalet di Colizzi, che non ci andava di calcare i ristoranti alla moda giù nella città vecchia. Gennarini narrava di una Taranto di mezzo secolo prima, città sepolta in una noia padronale, non priva tuttavia, anzi ricca di fermenti culturali che dovevano rimanere per la stessa natura del luogo senza circolazione. Sul finire del 1956 Gennarini mi fece conoscere Angelo Raffaele Cassano, presidente dell'EPT. Mi faceva scendere in una tana buia, per metà allagata da falde d'acqua sospetta, girava la torcia elettrica verso il fondo e mi diceva: qui sorgerà una delle più belle gallerie d'arte d'Italia. E fu in effetti inaugurata con una memorabile mostra. Si ammirarono alla Taras i più bei morandi De Pisis, Carrà, De Chirchio, Sironi, Pirandello, Rosai, Soffici. Verso la fine del 1959 apparve una piccola rivista di formato bislacco, composta visibilmente con mezzi di fortuna. Si chiamava Taranto Oggi. Gli mandai un lungo articolo contenente una carica che esso sicuro sarebbe esplosa presto o tardi. Fu l'atto di nascita del convegno di studi per la Magna Grecia. Perché non fare di Taranto la sede di un convegno annuale dedicato alla Magna Grecia? Ciò che Spoleto fa per l'Alto Medioevo, Ravenna per i Bizantini e Bari per i Normanni, Svevi e Angioini. Perché Taranto non dovrebbe farlo per la storia della Grecia in Occidente, di cui essa fu, in un certo momento, capitale splendidissima? La stagione da stabilirsi, ottimo sarebbe il periodo di fine estate per non intralciare la stagione di esami e congressi della primavera. Tutti i massimi cultori della Magna Grecia, sparsi per il mondo, dovrebbero raccogliersi a Taranto insieme con una bella schiera di studenti stranieri, vincitori di borse di studio messe a disposizione dagli enti territoriali. Per almeno una settimana Taranto dovrebbe essere la sede di questa grande organizzazione, con manifestazioni a latere come concerti, escursioni, rappresentazioni classiche. Le lezioni dovrebbero avvenire di regola in una sede degna, dovrebbero poi essere raccolte entro l'anno in volume come contributo vivo all'argomento trattato. Scriveva Belli: molto dipende dalla scelta di un segretario del convegno. Deve possedere grande cultura e grande senso pratico, due qualità che difficilmente appaiono congiunto. Ma in effetti il miracolo si avverò, avvenne. Fu individuato in Attilio Stazio, allora direttore del museo di Napoli, la figura che poteva aiutare questo convegno e disegnarlo. Badate, concludeva Belli,
Si tratta di mettere in commercio il nome di Taranto nei circoli internazionali dell'alta cultura, una impresa che può dare grande frutto e di questo noi dobbiamo essere grati a Beli, a Cassano, ad Attilio Stanzo ed a tanti altri che hanno fatto nascere e poi crescere questo convegno, che è un fiore all'occhiello per Taranto stessa.